Il sequestro di un borsone con 10 kg di marijuana su un autobus della Flixbus nel 2019 a Muggia, proveniente da Roma, ha innescato una maxi operazione antidroga della Guardia di Finanza di Trieste, con l'impiego in 4 anni di 100 militari del GICO, che ha permesso di smantellare un'organizzazione nigeriana di trafficanti. Da quel carico abbandonato da un corriere, sceso a Mestre per evitare un controllo di polizia, è arrivato fortuitamente nella cittadina rivierasca, le fiamme gialle sotto l'egida della Procura distrettuale antimafia di Trieste hanno risalito l'intera filiera criminale, arrestando 18 nigeriani, di questi uno a Trieste, 2 a Udine, 2 a Treviso e 1 a Padova, sequestrando complessivamente 93 kg di marijuana, 7 di cocaina e 6 di eroina. Le consegne si basavano soprattutto sui cosiddetti ovulatori, cioè coloro che ingeriscono ovuli di droga per portarli a destinazione. Inquietanti le radiografie effettuate su alcuni fermati, una pratica pericolosissima che causò nel 2020 anche la morte di uno dei corrieri per la rottura di un ovulo in pancia, poi abbandonato dai suoi colleghi criminali lungo l'autostrada poco dopo Bologna. Tutte le comunicazioni avvenivano in particolari dialetti dell'entroterra nigeriano. Le difficoltà principali sono da rinvenire nella traduzione di tutte le intercettazioni che abbiamo captato, perché si tratta di soggetti di etnia nigeriana che, tra l'altro, oltre ad essere legati da vincoli familiari e di etnia, parlavano un particolare dialetto che è stato anche difficile da interpretare e da tradurre. Gli stupefacenti importati dall'Africa erano diretti rispettivamente alle piazze di Roma, soprattutto marijuana, Udine, eroina e cocaina, e Ferrara, dove era dislocata la base operativa del clan, che rispondeva a livello europeo a un'organizzazione olandese. Tra i soggetti arrestati anche 3 donne, fra cui una madre di 2 figli, al momento incinta, la cui misura è stata modificata con i domiciliari. Un'operazione impossibile senza la rete di intercettazioni telefoniche, ha sostenuto il procuratore di Trieste De Nicolo, che rischiano di non essere più lecite a seguito della riforma Cartabia. Abbiamo un gruppo di soggetti tutti quanti di etnia nigeriana, collegati fra loro in vario modo, e quindi non abbiamo i reati di mafia e terrorismo. Allora la domanda che io mi chiedo, visto che questa vicenda è stata gestita e condotta a questo risultato, quindi con 30 più 18, 48 misure cautelari, 43 eseguite e 5 speriamo che vengano eseguite più presto, grazie alle intercettazioni, è giusto che le intercettazioni rimangano? Dovremmo cancellare questo tipo di attività che invece è necessaria?